Allora, Ivan Cattaneo è un autore un po' particolare, un po' sui generis, che ha avuto un certo successo a cavallo tra gli anni 70 e 80, attualmente ancora è un musicista, scrive ancora canzoni, anche un autore, scrive per altri, e anche un pittore d'arte contemporanea, tra l'altro i suoi quadri sono molto quotati. Tra l'altro io so che sta per uscire una compilation in cui ci siete anche voi. Certo, ci siamo anche noi, Pennelli di Vermeri, questa compilation che si chiama Un tipo atipico, proprio dedicata ad Ivan, questo personaggio un po' bizzarro, che è noto e più soprattutto a cavallo tra gli anni 70 e 80 con la trasmissione Bandiera Gialla, quando fece alcune cover di brani che interpretò, alcuni brani famosi come Una zebra pois degli anni 60, ma ha scritto anche tante canzoni ed è stato anche un'icona un po' gay, no? Parlando un po' di omosessualità agli inizi tra gli anni 70 e 80, quando un po' diciamo c'era ancora un po', parlare di omosessualità era un po' un tabù, diciamoci la verità, e anche in Rai diciamo che fecero un po' grossi. Comunque un personaggio un po' particolare, ci sentiamo un po' sulle sue corde, diciamo, quindi ci piaceva questo pezzo un po' pazzo che si chiama Maria Batman. Oh! I Pennelli di Vermeer con la cover Maria Batman. Grande, Complimenti. Beh ragazzi, che energia.